lo scanto e lo diavolo orbo. Che danno ti fa se c'è l'unico comando? E no, non ci vede. E volere magari non è cato a dire. Insieme a che magari ti scordi. Ma come ti chiami? Dici la magica di desilusio scanta mai lasciata di conosci perciò figliuzzo bello così la cacciare ricendo tuo nome e ci bote a gridare. A nome gridato, lo scanto scantato, da un momento se n'ha foiuto. E all'uso posto, ci apparse trovatura. Capi tutti scantati, ha diventato la cura. Sta cura non era fatta di ricchezze, ma non paro di Skype. Con tutta la lazza, a dire casi, ognuno vuole camanare, chi sto? È il primo diavolo. Cavalli scienziari. La curpa. Sto diavolo ci piace assai i parrini. Soprattutto dentro le confessioni. Perché un putello di fare all'amore ci apparono tutti come peccatori. A me mi pare fraintendimento perché a femmina o mascolo sono un portento. Soli tu parti da un cristiano solo, se d'un cristiano è o punto matoro. Se la femmina piglia o mascolo, dona, a così fa lo cuore se c'è. L'amore, ma pure i pensieri può generare se io un tontata è stato le fa praticare. Se non sparte, riparte, rincia di tia, non fa più danno con la tua tia. Porti il rispetto alle generazioni e tratti con amore vicini e lontani. E tagliano non dall'occhi il tuo amato sposo, quest'occhi da lì, pure stiti e da suso. Sto diavolo intese si chiama Briogna. Si attacca alle peddi come la peggio rogna. Capella palla e diventa rabbioso. Come il cane raggiato sotto a Santo Vito. Se tu t'ammucci non dici la tua, Briogna allora è la tua malattia. Ti do una scusa che è meglio tagliare e della tua vita niente ti fa fare. Così per sprattarla se ti fa di padrona, o ti portai la meglio armatura, perché a sto giro ci vuole a Durlindana come all'eroe di pupa siciliana. Se già si vergogna quando non sia a casa, mostraci ferro, lustraci difesa. E se da risponde che t'avevi avvisato, dice che non fu chiaro sto comunicato. Chi sto ti insegna a chiudere i porti, a riconoscere i buoni e i torti, che certi veiacchi non fanno pittia. Salute di Orlando e della compagnia. Chi sto? È lo diavolo delle diavolone dei prezzi, che ci dese lacrime a tutti i marunnuzzi, tenendoci a Gesù lontano lontano, come sfregio primo, grave e soprano. Già tutti sti diavoli, du tabba tampetto, s'assetta giusto, se fa pure largo, specie se tu ti senti abbandonato come se domunno ti cariori in capo. Ma dopo tempesta, si inchi un bicchiere, vuoi vedere che il cuore torna a cantare a rere. O cuore è un tammuro che non si ferma mai, astuta le lagne e guarisce le guai, e d'un dottore davvero speciale che insegna la vita e lo perdonare, ma pure so che è un rispetto per tia e levarci mano a una poco di fissaria. A monsignoria. Sto diavolo venne con la camisa e tu la spugliare come chi di razzisa, perché non è vero che non si possono contare. Io le quadrai a faccia di monsignare. A monsignoria è come una sigaretta. A te non ti fa male e intanto sta cuoppa. Perché se una cosa è triste per tutti, se è musica, e è musica per tutte le orecchie, perché a dire vero già si rientra all'uomo.
Ovvero è la chiave per lo mondo intero. L'overo è un artista con tante punzeggio ti pitta palori con pinne, racetto. L'abbaglio. A sto diavolo ci piace pigliare per fissa. Mettili rare che non c'è chiarizza. Donne un cristiano come un picciriddo. Pa' aggiustare c'ha vista. Ci attuppano un occhio. L'abbaglio è come una convenzione. Fa dir lo scecco, ma sogni un Napoleone. Puro, se la gente se fotte in risate e a camminare il piglia vai stonate. Così, per levarci ristocchio sto tappo, una maga ci venne in sonno a sto scecco. Ci annuncia la morte di Napoleone e ci dici diventa uomo a 3 generazioni. Lo scecco, se accomincia a ragliare, vedendo se fa, ci allaberare, per fare l'uomo, a scelto, a mampignare, cominciamo a bere, a chi potremo a fare. E nuovo a sto scecco spiegato, ci facemmo augurio, per sto occhio stupato. E cincemo la mano a sta maga valente perché uomo addiventa, certamente. Ancoscienza è l'ultimo demonio, è una catena che ti vuole attaccato, ti tiene spartuto di lo creato perché per grandi è che fu pensato. Ma se stu pensato a te t'appartieni, con stu pensato tu rompe catene e a stu demonio ci rompe le corna. Fatelo conto, che lo conto torna. È un conto d'un arbolo bello forzuto, d'un frutto ruscio, un ciuro sprecato, pronto magari per dare una mano a qualche rono che è ancora incatenato. La paura è un diavolo cieco. Sarebbe dannoso lasciarlo comandare poiché non vede e vuol mostrarti la strada che conduce a non riconoscerti più. Dici la magica di Desilucius Dice la madre che lo spavento porta sulla cattiva strada e dice che c'è un modo con cui lo puoi cacciare ripetendo il tuo nome 3 volte, gridando. Lo scanto scantato. Dopodiché la paura impaurita scappa in un solo momento e dal suo posto appare un tesoro che diventa la cura per tutti i spaventati. Sta cura. Questa cura non era fatta di ricchezze, ma di un paio di scarpe con tutti i lacci. Perché se nella vita vuoi camminare, questo è il primo diavolo che devi allontanare. La colpa. La colpa. Sto diavolo ci piace assai le parrini. Questo diavolo piace molto ai preti, soprattutto ai confessori, perché non potendo fare l'amore tutti gli appaiono come peccatori. Ma è chiaro che sia un equivoco, poiché il maschile e il femminile sono portentosi, sono le due parti di una sola persona se la persona è al punto matura. Se la donna prende e il maschio dà, così fa il cuore se c'è l'amore e anche il pensiero può ben generare se insieme in testa tu li fai incontrare. Se ti accorgi di loro dentro di te, non fai più danno a chi ti è vicino, porti rispetto ai giovani, ai prossimi e agli anziani e guardando negli occhi il tuo innamorato
Ci vedi anche il cielo stellato. Sto diavolo ondese si chiama Preogna. Ho sentito che questo diavolo si chiama vergogna. Si attacca alla pelle come fosse rogna, che per toglierla diventi rabbioso come i cani arrabbiati ai piedi di Santo Vito. Se ti nascondi e non dici la tua, vergogna allora è la tua malattia. Ti dà la scusa che è meglio osservar soltanto e nulla a concludere vai seguitando. Quindi per sfrattarla se ti fa da padrona, oggi ti ho portato la migliore armatura, perché a questo giro ci vuole la spada, come ai tempi dei pupi siciliani. Si già si vergogna quando non si è a casa. Se entra la vergogna quando non sei a casa, mostra il metallo, mostra la difesa. E se lei ti risponde che ti aveva avvisato, dille che non è stato chiaro nel comunicarlo. Questo ti insegna a chiudere le porte, riconoscere i buoni e i cattivi e riconoscere certi vigliacchi che non fanno per te. Saluti da Orlando e dalla compagnia. Ah, Lo dolore. il dolore. Chi sto? È lo diavolo delle diavolone dei prezzi. Questo è il diavolo dei diavolacci di Prizzi, che fece piangere tutte le madonnine, tenendogli Gesù lontano lontano come affronto più grave che c'è. Tra tutti questi diavoli lui abita nel cuore, dove trova posto e vi si siede specialmente dopo qualche lutto per cui ti senti solo e distrutto. Po' tempesta. Sì. Ma dopo la tempesta si riempie il bicchiere. Vuoi vedere che il cuore torna nuovamente a cantare? Il cuore è un tamburo che non si ferma mai. Spegne il lamento e guarisce i guai. Il cuore è un medico veramente speciale che insegna la vita e il perdonare, ma l'amor proprio soprattutto è che ti fa abbandonare quel che non serve. A Monsignoria. La bugia. Questo diavolo pare nato in camicia e tu devi spogliarlo come quelli della Zisa, perché non è vero che non si possono contare. Io li ho contati alla faccia dei bugiardi. La bugia è come una sigaretta. A te non danneggia, ma intanto ti ammazza. Perché se qualcosa nuoce, nuoce a tutti. Se invece è una buona musica, lo è per tutte le orecchie. Solo se non menti entri dentro l'uomo, la verità è la chiave per tutto il mondo. La verità è un artista con tanto di pennello, dipinge parole con piuma d'uccello. L'abbaglio. L'illusione. Diavolo ci piace pigliare per A fissa. questo diavolo piace prendere in giro, gli piace stare dove non c'è chiarezza, con uomini che fanno come ai bambini e gli correggono la vista tappandogli un occhio. L'abbaglio è come una convenzione. L'illusione è come una convinzione, fa dire all'asino sono Napoleone, Se la gente se anche se la gente assai lo deride tu piglia vai suonate. e camminando lui prende un sacco di bastonate. Allora, per togliergli questo tappo dall'occhio, la maga andò in sogno a questo asino, ricordandogli che Napoleone è morto, ma che lui sarà un uomo in 3 generazioni. Se so, se comincia a ragliare. L'asino si sveglia e comincia a ragliare, si specchia il muso sull'acqua e dice: per fare l'uomo, certo, devo impegnarmi, dovrò cominciare a lavorarci. Nuovo a sto scecco spieghato. E noi a questo asino risvegliato facciamo tutti gli auguri per questo occhio stappato. Stringiamo la mano a questa maga valente perché costui diventerà certamente un uomo.
Incoscienza è l'ultimo demonio. L'incoscienza è l'ultimo demonio. È una catena che ti vuole attaccato, che ti tiene separato dal creato perché davvero grande è stato pensato. Ma se questo pensiero a te appartiene, con questo pensiero rompi le tue catene e a questo demonio prendi per le corna, fatti il conto che il conto torna. È un conto di un albero bello forzuto. Questo è il racconto di un albero ben forzuto, di un frutto dolce, di un fiore fiorito pronto così a dare una mano a qualcuno che ancora è incatenato.